Amici del futsal, appassionati di calcio a 5, buon pomeriggio da San Donato Milanese, la penultima giornata tutta in contemporanea per quanto riguarda la Serie A calcio a 5 femminile. Ben ritrovati da Marco Pagano qui da San Donato per kick-off Roma Women. È una gara importante per la kick-off che vuole chiudere al meglio, un campionato complicato quello di questa stagione. È vero, ci sono poche speranze di raggiungere la quota playoff, ma chiaramente affrontare una big come la Roma, la seconda della classe nella classifica della Serie A, è comunque un appuntamento di prestigio e la Roma si presenta qua. Salutare con un sorriso al di là di quello che sarà la classifica finale è una cosa importante. Farinelli va in porta per la Roma con Neroni, Capitan Cecobelli e l'ex Vanelli a disposizione come giocatrici in movimento da subito. Invece ci sono Pepe in porta con Bovo, Borges, Manieri e Gabi De Souza per la kick-off. Primo giro palla per la kick-off, tutti in contemporanea per questa penultima giornata. Fischia l'arbitro e allora inizia la giornata, la penultima per kick-off e Roma. Riparte dal basso Roma con Cecobelli, Neroni, Narcisi a lavorare questo possesso. Neroni torna all'indietro. Vanelli, grande ex di questo pomeriggio, tante gioie con la kick-off, tanti risultati di livello. Adesso primo affondo per lei, portata sull'esterno da Gabi De Souza, quella che scivola direttamente al lato. Allora Pepe riparte da Bovo. Manieri, Gabi De Souza, non passa, la chiusura di Gabi Vanelli. Narcisi, dribbling riuscito, poi allarga per Vanelli che qua non aggancia, pallone direttamente sul fondo. Bovo riparte dal basso, Vanelli chiude e allora dal fondo Pepe rilancia in avanti di testa, Cecobelli mette fuori, rimessa in favore della kick-off in questo avvio. 0-0 dopo 1 minuto e 20 secondi a San Donato Milanese. Manieri col mancino potente, lo controlla in qualche modo Cecobelli, riparte adesso la Roma con Borges che sbarra la strada. Bovo torna in possesso, dribbling riuscito, Vanelli torna su di lei, Bovo se la porta sull'esterno e alla fine in favore della Roma. Vanelli tocca per Cecobelli, riparte la Roma col giro palla difensivo. Narcisi, Vanelli, Cecobelli con calma, l'ipnotico giro palla della Roma. Narcisi torna nuovamente da Cecobelli, 1-2 che non si chiude per la sua prima conclusione in porta. Manieri, Gabi De Souza sbatte qui addosso a Neroni che resta lì in aggressione. Rimessa laterale conquistata da Gabi De Souza, è entrata Coppari al posto di Bovo, sfila adesso la marcatura di Vanelli. Coppari col sinistro centrale, facile la risposta di Farinelli. Cecobelli, movimento di Neroni, ma dall'altra parte invece Gabi Vanelli. Cecobelli chiusa questa volta da Coppari, richiamo per Gagliardo che protesta in questo avvio. Subito Animitesi a San Donato, richiamo verbale da parte dell'arbitro Dessi.
Vanelli, Ceccobelli, Neroni. All'indietro Ceccobelli prova a chiudere il triangolo, Neroni torna in possesso, sbatte addosso a Manieri e riparte. Sbaglia però l'appoggio, la palla termina fuori. Borges calcia con deviazione, sarà calcio d'angolo. Squillo di Bruno Borges, primo giro dalla bandierina per la kick-off. Coppari, Baldassarri allarga due tocchi per andare da Manieri, sfida Narcisi, chiusura di Neroni, ripartenza adesso feroce da parte della Roma e Pepe mette in calcio da tempo, risultato di 0-0 in questo avvio di pomeriggio a San Donato. Coppari larga, chiusa da Lucentini, prova a passare Coppari all'offerta sull'esterno, ultimo tocco di Coppari, si riparte da Lucentini che va in zona tampa. Manieri all'indietro, questo pallone direttamente per Farinelli, tampa chiusa, allora Manieri torna in possesso, allarga dove c'è Borges. Borges non passa, Masini alla fine la tocca, ma si incarta al momento del rinvio, rimessa per la kick-off. Palla dentro, offerta per Borges, all'indietro Baldassarri col sinistro, palla direttamente sul fondo. Si riparte da Farinelli, tampa in possesso, la Roma riparte dal basso. Narcisi sbaglia il controllo, poi torna da tampa. Masini, Pratico, ancora il pallone per la 10 della Roma. Coppari alza il ritmo del pressing, la palla termina fuori. Pratico, tappa, larga Pratico, dentro Lucentini, Tampa va col mancino, perde però di vista lo specchio della porta e calcia sul fondo. Coppari, chiusura di Pratico al limite dell'area. Lucentini scarica all'indietro, un pallone timido per Tampa, l'uscita allora di Farinelli e passa nuovamente da Lucentini. Masini, Tampa, possesso prolungato della Roma, Pratico, pressione vincente questa volta di Coppari, deve concedere comunque la rimessa. Masini, Lucentini con l'esterno, Pratico prova a passare su Coppari, non c'è fallo, si prosegue con Pepe in possesso. Manieri, filtrante riuscito, Gabi De Sousa sbatte questa volta su Tampa, palla filtrante imprecisa di Bovo direttamente sul fondo. Possesso Roma con Lucentini, larga Pratico, servita Manieri su di lei, tocco errato di Pratico, allora Gabi De Sousa ci prova con deviazione, l'uscita di Farinelli a rimettere subito in gioco la Roma. Masini, Tampa, movimento in verticale di Pratico che qui aggancia un pallone complicato e caccia col destro direttamente sul fondo. Coppari, anticipata da Lucentini che alla fine tocca per ultima. È una gara che si gioca a viso aperto tra kick-off e Roma Women. Intanto dagli altri campi vantaggio per Bitonto, Altamura, CMB che in questo momento allunga in testa della classifica. Bovo prova a passare, Bovo sterza, Bovo col sinistro in due tempi Farinelli.
pratico. Lunga questa traiettoria, termina direttamente fuori. Pepe può ripartire col possesso per la kick-off. Bovo, Borges, torna da Capitan Bovo, aggredita alta, questa volta riesce a liberarsi tempo del pallone e tampa però a raccoglierlo Ceccobelli a supporto. Masini dall'altra parte, servita Narcisi, proprio con l'esterno, palla che termina fuori, accompagna comodamente Gabi De Souza. Borges, Coppari, torna da Borges, Coppari rimasta larga, tampa su di lei Gabi De Souza. Bovo chiude il triangolo, Coppari va in porta, la chiusura in anticipo di Farinelli, spazza via ogni pericolo. (8:51) già passati questo primo tempo, 0-0 il risultato qui a San Donato, con Borges in possesso, allarga per Gabi De Souza, sfida Masini, Gabi se la porta sull'esterno, passa ma la palla è uscita e quindi rimessa per la Roma. Acquafredda in campo adesso per la Roma, al posto di Tampa dentro anche Vanelli insieme a Narcisi e Ceccobelli. Adesso per la squadra di Gagliardo, Narcisi, movimento di Gabi De Souza, pescato il movimento, cercato, un lancio lungo, troppo, spegne direttamente sul fondo questa palla. Pepe riparte da Arianna Bovo, Borges, dentro che Genif, poco errato, Gabi torna in possesso, Gabi, Vanelli col sinistro, palla di poco sul fondo, brutto errore in uscita della kick-off, ha spalancato il mancino di Gabi Vanelli, sempre molto pericoloso soprattutto da quella distanza. Ceccobelli, l'uscita è buona, Gabi Vanelli ad inseguire, in anticipo su Genif. Pepe alla fine ci mette del suo per riportare a casa il possesso, la kick-off riparte da Genif. Coppari, Borges, dribbling riuscito, Coppari, Genif sbatte questo pallone addosso a Vanelli, l'ultimo tocco è di Gabi Vanelli, mentre abbiamo superato la metà del primo tempo. Il risultato per adesso non cambia, Coppari sbaglia, Narcisi con la punta, murato il tentativo da Bruna Borges. Bovo, Genif, dribbling non riuscito, Acquafredda accompagna questa palla in fallo laterale. Possesso Roma, guidato da Vanelli per Acquafredda. Narcisi, Gabi Vanelli, Narcisi, si torna da Vanelli, Ceccobelli larga, cerca un movimento del capitano, adesso Vanelli, 1-2 che si chiude adesso, Borges su Vanelli, prova a passare Gabi Vanelli, ce l'ha sul sinistro, stringe la conclusione, di poco a lato. Torna in campo Manieri, intanto per la kick-off che riparte da Arianna Bovo. Genif incrocia il movimento, Borges l'ha visto, Genif a supporto, è rimasta larga Bruna Borges con un pallone imprendibile. Genif ha tentato di chiudere il triangolo e la Roma riparte da Narcisi. Acquafredda, solita trama con la kick-off chi difende e la Roma che prova ad affondare. Vanelli, Ceccobelli, continuo 1-2, Ceccobelli questa volta deve retrocedere sulla pressione di Bovo, Farinelli rinvia, Narcisi aggancia un bel pallone portato sull'esterno, la palla è uscita, efficace la pressione di Genif, è costretto all'errore Narcisi. Borges, Manieri, Bovo, palla larga, Genif, punta l'area, Narcisi su di lei, Genif, appoggio complicato dalla chiusura di Ceccobelli. Acquafredda all'indietro,
Gabi Vanelli, Narcisi, punta Borges, Vanelli, allarga, Cecobelli deve arretrare, rischiando qui sul retropassaggio per Farinelli che spara in avanti, un pallone che termina direttamente nella zona di Pepe. Torna in campo Praticò per la Roma. Praticò riparte da Borges, chiusa proprio da Praticò, rimessa laterale per la squadra di Riccardo Russo, mentre Bovo ha lasciato il campo a Gabi De Souza. Genif, Manieri, chiusa nel tentativo di appoggio. Praticò, prova a passare la chiusura di Genif. Neroni in controllo per la Roma. Tampa non passa, il dribbling non riuscito su Gabi De Souza che va sull'esterno. Gabi De Souza buca le mani di Farinelli e avanti la kick-off 1-0. Il vantaggio della kick-off con Gabi De Souza a 7:33 dalla fine. L'errore evidente di Farinelli che non ha trattenuto una traiettoria che sembrava alla portata del portiere della Roma. Avanti la kick-off nel risultato dopo una gara guidata principalmente dalla Roma. E adesso portata sull'1-0 dalla kick-off. Vanelli, detto movimento di Tampa, stringe, ce l'ha sul sinistro, allarga per Neroni. Adesso sale il ritmo della partita con la Roma sotto. Vanelli, Neroni, Tampa, rientra sinistro in porta in due tempi Pepe. Manieri, Borges, torna da Manieri, Gabi De Souza, sulla pressione di Gabi Vanelli c'è un fallo però di Neroni e quindi fischiato il primo fallo di questo pomeriggio. Punizione per Bruna Borges. Gabi De Souza, sempre più leader offensiva di questa squadra, gol numero 12 del suo campionato. Tampa, imbucata, riuscita, Narcisi non riesce nel controllo, rimessa laterale per Manieri. Adesso spara in avanti sul movimento di Gabi De Souza a sfilare. Tampa contiene il movimento di Gabi. Palla sul fondo. 6:32 adesso alla fine di questo primo tempo. Avanti la kick-off di fatto sul unico vero tentativo di questo primo tempo. Tampa, Bruna Borges sbarra la strada, riparte adesso la kick-off. Manieri allarga, due tocchi per passare da Coppari, 1-2 che si chiude con Borges. Poi intervento di Neroni al limite, rimessa laterale per la kick-off. Borges calcia verso la porta, Coppari non riesce nel controllo. Ha toccato Neroni e quindi la kick-off resta ancora in possesso. Coppari, spalla alla porta, scarica, Manieri all'indietro con l'esterno, Pepe. Rilancio, lungo, l'uscita da parte di Farinelli, questa volta efficace. Tampa, slalom, riuscito, Tampa può andare in porta, Tampa col destro. E alla fine Gabi De Souza ci mette una pezza. Grande giocata in velocità da parte di Tampa. Andata via a mezza squadra. Alla fine però Gabi De Souza ci ha messo il sinistro per portarla in fallo laterale. E da questo fallo laterale Gagliardo richiede il primo time out di questo pomeriggio. È 1-0 per la kick-off col gol numero 12 in campionato di Gabi De Souza. È una kick-off che sta imparando a soffrire in questo finale di campionato. Lo sta facendo bene in questo pomeriggio contro la Roma Women. E di certo per adesso ne sta uscendo un risultato molto molto positivo per kick-off, che ricordo con questa vittoria
potrebbe mantenere ancora viva la speranza di ottenere un posto playoff. Con i risultati che stanno maturando, il Cagliari sta pareggiando nel primo tempo contro l'Audace Verona. Lo succhierebbe 2 punti, si porterebbe a -1 dalla quota playoff, mantenendo vive le speranze. Con l'ultima giornata ancora da giocare fra 7 giorni, con la kick-off che volerà sul campo del Falconara. E il Cagliari invece su quello del Bitonto. Di fatto è un po' questa la giornata spartiacque, la penultima per l'obiettivo della kick-off. La Roma, al di là di come finirà questa sera, chiuderà sicuramente seconda alle spalle della CMB, davanti a Bitonto, Falconara e Francavilla, che era poi di fatto il grande obiettivo di inizio stagione. (5:45) da giocare. Lucentini a battere questa rimessa per la Roma. Tampa al limite, Praticò, i Neroni vanno dentro. Lucentini va dentro per Pratico, col sinistro, palla sul fondo. Si è impennata questa traiettoria per Pratico. Pepe a lungo rinvio, adesso per andare da Gabi De Souza. Tampa la buca, Gabi De Souza sul fondo. Grande chance, studiata molto bene dalla kick-off. Tampa adesso mima con la panchina il movimento sul colpo di testa non riuscito. Riparte, palla al piede proprio Tampa, che calcia un siluro protetto da Pepe. Resta lì la Roma con Lucentini in possesso a battere questa rimessa. Scodellata sul secondo palo, c'è Tampa libera, si coordina, un tiro molto molto complicato. Pepe raccoglie e riparte dal fondo. Manieri sbatte addosso a Neroni, palla invitante per Lucentini che non aggancia, poi torna in possesso su Borges. Tampa, insiste la Roma, Tampa calcia sull'esterno. Buona chance per la Roma a 5:12 dall'intervallo. Ci ha riprovato Tampa, questa volta con una soluzione molto più velenosa. Borges, Manieri. C'è un fallo, proteste adesso per Gabi De Souza, ammonita. È la prima ammonita di questo pomeriggio. Gabi De Souza. Tampa può andare a calciare dalla distanza. Piazzato per lei, Tampa in porta, palo pieno, palla che resta lì, Neroni aggancia, Neroni sposta e Borges prova a liberare adesso, rischiando qualcosina anche di troppo sulla pressione di Lucentini. Deve mettere fuori, rimessa laterale per la Roma. Lucentini va dentro, Neroni non riesce col destro. Manieri, Coppari, la ripartenza della kick-off. Manieri con l'esterno sbaglia l'appoggio, poi Manieri torna in possesso, può andare di tacco a liberare Coppari. C'è l'ultimo tocco da parte di Praticò e quindi rimessa per la kick-off. Si fa vedere Coppari, palla indietro per Borges, murata da Neroni. Scennif, Manieri, chiuso il triangolo complicato, Neroni mantiene il possesso in mezzo al traffico. Lucentini allarga, Neroni torna da Lucentini, larga Tampa, adesso servita, Tampa rientra col destro. Sempre soluzioni dalla lunga distanza per la Roma, così fa fatica a mettere in difficoltà
a porta di Pepe. Poco fa su un piazzato però Tampa ha colpito il palo alla sinistra di Pepe. Adesso mancano 4:15 all'intervallo. Tornano in campo Vanelli, Capitan Ceccobelli, Pepe, Manieri, Borges, un po' rischiare Manieri sulla pressione di Ceccobelli, praticò tocca, rimessa kick-off. Manieri, Genif, cambio lato riuscito, Coppari mette fuori sulla pressione di Ceccobelli, sta salendo anche in pressione la Roma. Vanelli col tacco, Ceccobelli col destro, deviato, sarà calcio d'angolo. Sceneroni. Intanto nella Roma torna in campo Narcisi, fuori anche Pratico, dentro Masini, Ceccobelli alla battuta, palla scodellata all'indietro, Vanelli, inserimento di Ceccobelli, torna in possesso Gabi Vanelli, Ceccobelli, larga Masini, imbucata, riuscita per Gabi Vanelli che sbatte questo pallone addosso all'uscita di Pepe. Masini invece il contrasto, poi la tocca per ultima e la rimessa sarà per la kick-off. Applausi per l'uscita di Pepe, provvidenziale sul tocco di Gabi Vanelli. Manieri deve scrollarsi addosso la pressione di Ceccobelli, rinvio lungo verso Genif, anticipata da Vanelli, buona la pressione di Coppari. Narcisi ce l'ha sull'esterno, Vanelli, Ceccobelli, movimento di Vanelli a tagliare Genif, riesce a chiudere Borges. L'uscita della kick-off, ultimi 3 minuti di questo primo tempo. Coppari, Manieri, una deviazione sul lancio filtrante di Manieri, non arriva il pallone a Borges, si riparte da Masini. Vanelli, Narcisi va dentro, Ceccobelli a supporto, l'ha vista Vanelli col tacco, Ceccobelli dalla distanza carica il destro, c'è una deviazione, altro possesso per la Roma. Narcisi alla battuta, Tampa, il supporto Ceccobelli, Gabi Vanelli non passa, Coppari la porta via, Coppari col destro centrale, Farinelli in 2 tempi. Vanelli, adesso dette il ritmo la Roma, Ceccobelli a supporto, Narcisi rimasta larga, Tampa dall'altra parte servita, Tampa sull'esterno, Murata nel tentativo da Genif, rimessa Roma a 2:08 dalla fine del primo tempo, mentre entra Pratico, il portiere in movimento per la Roma. Vanelli, Ceccobelli, Tampa allarga, Vanelli studia il movimento delle sue, poi torna direttamente da Ceccobelli. 1:50 all'intervallo, Tampa allarga, Vanelli, larga Pratico, Ceccobelli, passa da Tampa, si sgancia Pratico, pallone buono per Narcisi, anticipata Coppari, gran giocata, che non la libera per la conclusione, sarà rimessa per la kick-off. Ha nascosto il pallone a Tampa con un gran numero, qui Coppari adesso può andare a battere la rimessa. Borges, Coppari, Bovo, Tampa,
Pratico allarga, Ciccobelli, Tampa, Ciccobelli calcia e Pepe in calcio d'angolo. 53 secondi all'intervallo, grande intervento di Pepe. Battuta, una rimessa, Ciccobelli, Tampa, larga Pratico, servita sulla pressione di Borges. Tampa, movimento dentro di Gabi Vanelli. 41 secondi all'intervallo, Ciccobelli, Tampa va dentro con un pallone per servire Narcisi che non ci arriva. Si è fatta male Pepe cadendo e quindi gioco momentaneamente fermo a San Donato. Si riparte dal possesso per Pepe, ultimi 36 secondi. Manieri, Borges, Manieri sulla pressione alta di Narcisi. Borges rischia, Vanelli gliela porta via senza fallo, sarà calcio d'angolo. Torna il portiere in movimento con Pratico, adesso ad attaccare Tampa, Vanelli, 17 secondi, Ciccobelli allarga, Pratico va dentro, non trova la misura del passaggio. Narcisi ottiene comunque una rimessa, c'è stata deviazione. Vanelli, scarico, Ciccobelli invita al movimento Narcisi, calcia Borges a 3 secondi dalla fine, sarà rimessa per la Roma. Rilancio lungo, Coppari in chiusura, Manieri calcia e termina così il primo tempo di San Donato. È avanti la kick-off sulla Roma, decide almeno per adesso Gabi De Souza. Noi ci prendiamo un break e torniamo per la ripresa qui da San Donato per kick-off Roma Women.
Pronti a ripartire. Possesso per la Roma che è sotto nel risultato. Dopo il primo tempo vantaggio, kick-off. Poi ben gestito nel tentativo qui di Gabi Vanelli. Calcia sul fondo Borges. Gabi De Souza. Gol per lei e anche giallo lui. Borges dentro per Baldassarri. Rientra Borges dentro per Baldassarri. Rientra a supporto. E sarà rimessa laterale per la kick-off. Borges. Bovo. Sterza. Tampa, tocca, rimessa alla fine per la Roma. Già battuta Narcisi. Ceccobelli. Sale anche Gabi Vanelli. Tampa sull'esterno. Calcia con il destro. Palla che resta lì pericolosa. E allora Manieri spazza via. Passati i primi 2 minuti di questa ripresa. Resta avanti la kick-off in questa penultima giornata del campionato di Serie A femminile calcio a 5. Tampa imbucata, Narcisi controlla, Narcisi non calcia, palla che resta lì pericolosa, Narcisi passa alla fine. Pepe brava ad uscire con i tempi giusti, palla buona per Tampa che calcia con deviazione. La Roma continua il proprio possesso prolungato. Adesso va a muovere il pallone Ceccobelli. Dietro per Gabi Vanelli. Murato il tentativo. Uscita di Sestari. Bovo a supporto, Sestari rischia. Sestari la tiene. Larga dove c'è Gabi Vanelli. Sul destro Vanelli, calcia comunque e trova l'intervento di Pepe, poi palla pericolosa che rimane lì. Baldassarri. Difficoltà adesso la difesa della kick-off con Tampa che riparte da Sestari. Sta schiacciando il piede sull'acceleratore la Roma per provare a ribaltare il risultato. Tampa col destro, Murato, Baldassarri raccoglie e rilancia in fallo laterale. Si dispera Pratico che voleva essere servita all'ingresso dell'area. Tampa poggia in avanti, Pratico all'indietro, spara dove può, adesso con il destro Gabi De Souza. Ceccobelli. Tampa rientra, ce l'ha sul destro, Tampa con deviazione calcio d'angolo. Movimento di Neroni in area. Palla a supporto per Ceccobelli. Che carica il destro, palla che termina sul fondo. Pepe vorrebbe riprendere subito, perde l'attimo. E allora riparte da Bovo. Gabi larga, Manieri. Torna da Bovo che lascia per Gabi De Souza. Bovo. Contrasto vinto da Ceccobelli, poi torna sul pallone Manieri. E anche l'ultima a toccare. Rimessa per la Roma. Ceccobelli. Poggio indietro, Tampa chiude il triangolo. Ceccobelli dentro. Con deviazione sarà ancora rimessa per la Roma. Calcia in Tampa con deviazione Pepe. Tampa alla battuta. Possesso per la Roma. Con la scodellata all'indietro per Ceccobelli. Pepe. Ancora lei in calcio d'angolo.
La Roma costruisce un'altra occasione. Cecco Belli, Neroni larga, Tampa, controllo a seguire. Movimento di Neroni dentro l'area, chiusa da Coppari. Bruna Borges per la risalita della kick-off, spara nel vuoto qui Coppari. La palla termina direttamente tra le braccia di Sestari. Lucentini con l'esterno, appoggio per Pratico, all'indietro per Neroni, aggancio fallo da parte di Gabi De Sousa. E allora piazzato molto interessante per la Roma. 4 minuti e 37 secondi di questa ripresa. Tampa dalla distanza studia la soluzione migliore insieme a Gabi Vanelli, e col mancino da lì trova la sua zona. Tampa con il destro, questa volta calcio alto, non c'è stata deviazione e palla sul fondo. Tante proteste, alla fine però si ripartirà da Pepe. Coppari, Centini su di lei, Coppari rischia, alla fine mette fuori. Rimessa a Roma, ha cambiato il volto della partita Vanelli. Per adesso il risultato non cambia. Vanelli allarga, Tampa si accentra, cerca spazio per il destro, poi con la suola ha cercato Vanelli, rimessa kick-off. Gabi De Sousa, Coppari, Genif allarga Coppari, la palla è scivolata fuori, quindi rimessa in favore della Roma. Neroni, Vanelli, rimessa per la Roma. Neroni, Lucentini, sbatte addosso a Gabi De Sousa, rimessa questa volta per la kick-off. Superati i primi 5 minuti in questo primo tempo, ha messo troppo Gabi De Sousa, quindi possesso restituito immediatamente alla Roma. Adesso potrà ripartire da Lucentini e Neroni. Larga Vanelli, dentro c'è Pratico. Vanelli l'ha vista, Pratico, anticipata da Coppari, ottimo alla chiusura di Ludovica Coppari che la porta sull'esterno con questa una buona rimessa laterale. Genif, Manieri alza la traiettoria, Coppari non può intervenire, Pratico in copertura, Coppari con la punta. Sestari rimette immediatamente da Neroni. Lucentini, Neroni non passa, prova a sfondare, alla fine tocca Manieri. Questa è la rimessa per la Roma. Neroni va dentro, Lucentini e poi la chiusura di Pepe in due tempi. Prova a rilanciare lungo per Genif, controllo complicato, Praticò gliela porta via, completa il giro palla, Praticò, punta l'area, Praticò, ce l'ha sul destro, finte, Gabi De Sousa ne approfitta, e Pepe in uscita, fa sua la sfera. Coppari, esterno, Manieri, sbatte addosso a Praticò, chiusura, alla fine Manieri se la riprende questa palla. Coppari chiusa da Lucentini, Vanelli, Praticò, spalla alla porta, la copre, Praticò se ne va, dribbling non riuscito, alla fine Manieri tiene anche in campo, rilanciando in avanti nella zona in cui Sestari può ripartire dal fondo. 6:37 sono andati via in questo secondo tempo, resta avanti la kick-off. Nel primo tempo l'ha sbloccata Gabi De Sousa sul primo vero affondo di giornata per la squadra di Riccardo Russo. Adesso Narcisi, larga per Neroni,
Lucentini sbatte addosso a Coppari, l'uscita della kick-off, Coppari aggancia, Coppari se stare su di lei, Coppari potrebbe andare al pallone all'indietro, Gabi De Sousa non riesce a trovare la traiettoria vincente. Narcisi, De Sousa, Ceccobelli, Tampa larga, Gabi De Sousa, riesce una carica di Tampa, c'è fallo, punizione per la kick-off. Coppari sul punto di battuta, c'è in avanti, se Sestari raccoglie, adesso Narcisi in possesso, Tampa, finta, Coppari non a bocca, andate via. Primi 8:20 della ripresa, spinge ancora la Roma con Tampa che carica il destro, c'è l'appoggio per Ceccobelli che sbatte addosso a Gabi De Sousa, può ripartire Gabi De Sousa con la punta, la doppietta di Gabi De Sousa, 2-0 kickoff, è scattata in solitaria e ha trovato la doppietta Gabi De Sousa dopo 8 minuti e 33 secondi, 2-0 kickoff in questa ripresa. Sestari, trascinato il pallone da una parte all'altra del campo, le proteste costano un giallo per Sestari. Possesso per la kick-off, Manieri va a calciare con deviazione, si ripartirà da Sestari, torna in campo Pratico, Tampa, Ceccobelli, Vanelli, rientra, Tampa servita con un pallone complicato, alla fine Pepe riparte dal basso, Bovo prova deviazione su questa apertura, la rimessa resta per la kick-off Manieri, Borges, Manieri, larga Coppari, dribbling riuscito, Coppari ancora pericolosa, alla fine Coppari a toccare e quindi rimessa per la Roma.
Coppari, Bovo, Borges, Manieri, Coppari. Alta la pressione della Roma, è sotto di 2 gol in questa ripresa. Doppietta di Gabi De Souza. Bovo la tocca col destro, vicino al terzo gol la kick-off. E adesso Coppari rientra nella propria zona di competenza. Questa richiede concentrazione alla sua squadra. Vanelli, Tampa, può allargare, cerca supporto, Tampa sull'esterno, Tampa passa, non può calciare, Vanelli raccoglie, il pallone che resta ancora vivo. Ceccobelli, Vanelli, Borges in pressione su Pratico, Ceccobelli cerca supporto, superata la metà di questa ripresa. Vanelli all'indietro, Tampa calcia, ripartenza adesso feroce per la kick-off con Coppari che può allargare. Coppari rientra sul sinistro, Coppari murato. L'ultimo tocco di Coppari, rimessa quindi Roma. Dagli altri campi intanto sta vincendo il Cagliari e quindi renderebbe nullo questo successo della kick-off, che sotto negli scontri diretti con il Cagliari a -3, mentre qua c'è il tocco di Narcisi. Ha sfiorato la kick-off, prova a ripartire. Manieri calcia dalla distanza con deviazione, palo! Sulla ginocchiata di Ceccobelli si salva in qualche modo la Roma. Si fa vedere Vanelli. Narcisi allarga, Vanelli, Narcisi, Tampa, Pratico, Ceccobelli, Narcisi, può rientrare, supporto per Tampa, 8:20 alla fine. Tampa, Narcisi, Vanelli, Tampa col destro, palla sul fondo. Manieri sfila alla pressione di Pratico, sfida adesso Ceccobelli che la tocca, la sponda di Manieri, rimessa per la Roma. Se sta rilascia, resta in campo allora Vanelli, sfida Genif, tocca con l'esterno, Tampa dalla distanza, murato il tentativo, Manieri vorrebbe il cambio, Tampa dentro, Pratico spara alla porta, si gira Pratico, palla sul fondo. 7:48 alla fine, Roma sotto di 2 gol, la doppietta di Gabi De Souza, salita a quota 13 in questa serata. Genif, Tampa, Genif torna in possesso, palla che resta di Pratico, gliela porta via, Pratico può concludere, trova deviazione, questo era possesso per la Roma. Vanelli, Tampa, Ceccobelli, apre, Pratico, torna da Ceccobelli, Vanelli, allarga dove c'è adesso Masini, Tampa, Vanelli, sponda, Tampa, deviazione, angolo. Belli con deviazione, Manieri raccoglie, la porta è vuota, Manieri non può calciare, palla che resta di Tampa,
rafforza la giocata, palla sul fondo, Pepe riparte adesso da Bruna Borges. Manieri torna da Borges in slalom, Bruna Borges è partita, Borges, Sestari tiene in piedi la Roma, Praticò lascia sfilare questo pallone in fallo laterale. Possesso kick-off con Gennifa alla battuta, Manieri rilancia sulla schiena di Tampa. Borges, Gennifa, ultimo tocco di Praticò, 6:31 dalla fine. Il kick-off continua a mantenere il possesso. Manieri sbaglia l'appoggio, Praticò solo per un attimo. Gennifa bravissima a liberarsi del pallone, con questo è fallo, punizione. Terzo fallo di questa ripresa per la Roma. Ha commesso solo uno nel secondo tempo la kick-off. Allora Coppari alla battuta. Borges, la profonda Sestari raccoglie, rimessa per la Roma. Questa rilascia il campo Masini e la Roma torna ad attaccare con Vanelli. Larga Masini, Vanelli va dentro, Ceccobelli, Tampa. Soltanto Praticò in area. Praticò raccoglie, scarica all'indietro, Ceccobelli servita, una pressione della kick-off che va a vuoto. Gabi Vanelli segna il gol dell'ex e rimette in partita la Roma a 5:37 dalla fine. (14 minuti e 23 secondi di questa ripresa, la riapre la Roma 2-1 con il gol di Vanelli e vuole vederci subito chiaro mister Riccardo Russo, che richiama la sua kick-off ai comandi e chiede attenzione in questo finale. Ho visto anche il successo momentaneo del Cagliari, per la kick-off non ci sarebbe possibilità nell'ultima giornata di agganciare il treno playoff. Resta comunque l'obiettivo di questa serata, chiudere al meglio in casa, visto che è l'ultima qui in casa a San Donato della stagione. Torna già in campo la kick-off con Manieri e Coppari che vanno a scambiarsi visioni e idee per questo finale, con gli ultimi 5 minuti e 37 secondi che lasciano ancora tutto in bilico. Si riparte. Coppari, Borges prova a passare, palla che termina tra le braccia di Sestari. Vanelli, punta, rientra Tampa, Narcisi, chiusa da Coppari. Coppari in chiusura su Narcisi, rimessa per la Roma. Iniziati gli ultimi 5 minuti di questa partita.
Masini. Ceccobelli. Vanelli con la punta. Intervento da parte di Pepe, la palla resta ancora buona. Altre imbucati. Riuscita per Masini. E sulla sponda di Pepe. Gol del 2-2. Pareggio di Masini a 4:27 dalla fine. 2-2. Si riparte col possesso per la kick-off, sprecato però il doppio vantaggio per la squadra di Riccardo Russo. Bovo per Manieri che allarga, Coppari prova l'inserimento, Narcisi la tocca, Coppari col destro. In fondo. Tampa, Vanelli raccoglie, dribbling riuscito, Vanelli è passata a Vanelli sul fondo. Adesso la Roma ci crede, può completare la rimonta, sta andando a un ritmo nettamente diverso rispetto a quello proposto dalla kick-off. Adesso con il risultato di parità, ancora 4 minuti e 8 secondi per completare Borges ci prova, anticipata Coppari, Bovo a supporto, Manieri dentro per Manieri anticipata, Vanelli, si distende la Roma, allarga, Pratico sull'uscita di Pepe, fallo laterale. Palla dentro per Pratico, la parata di Pepe, Bovo rilancia verso la porta, Masini accompagna. Vede lei adesso riprendere il gioco. Ceccobelli. Masini. Palla buona, invitante dentro per Vanelli, la chiusura da parte di Coppari. Ceccobelli insegue un pallone che termina sul fondo. Ceccobelli, Tampa, Masini, pallone imprendibile questo per Masini, chiusura da parte di Vanelli, rimessa per la kick-off. Pepe, Manieri, Coppari, scodere il pallone in avanti, non si passa, c'è Vanelli, Manieri torna su di lei, nella fine la palla resta, sarà rimessa per la kick-off già battuta. Coppari, Bovo, dribbling riuscito, Bovo può partire, Tampa chiude solo parzialmente, Vanelli spinta all'indietro, Sestari a raccogliere, scodella un pallone in avanti, Praticò a lavorarlo, spalla alla porta, Praticò la gira dentro e la rimonta è completata. Ceccobelli 2-3. La rete del capitano a 2:34 dalla fine. Ceccobelli porta avanti la Roma Women. Secondo tempo di grande spinta per la Roma, in cui la kick-off dopo la rete del 2-0 ha pensato esclusivamente a difendersi. Adesso la Roma è avanti. Coppari larga per Gabi De Sousa, Bovo, sfondamento Sestari, calcia verso la porta, Sestari con l'intervento di Coppari, però tocca con le mani. Allora
possesso per la Roma. Non scatta la munizione per Coppari. Movimento di Tampa. Neroni non aggancia. Vanelli sul fondo. Pepe. Bruna Borges lascia sfilare questo pallone che termina in fallo laterale. Ultimi 2 minuti e 7 secondi. La Roma in possesso. Manieri. Il secondo palo Borges si coordina. Era molto difficile. Narcisi prova l'aggancio. Palla direttamente sul fondo. Borges. Tampa su di lei. Chiusura efficace. Narcisi non passa. Bovo solo per un attimo. All'indietro il pallone per Coppari, che adesso prova a ripartire. Gabi. Bovo. Taglia il campo. Gabi. Vanelli mette a terra. Allora Borges riconquista il possesso per la kick-off. La spinta. Vanelli. Ritrova il pallone. Vanelli. La mano. E il secondo giallo diventa rosso. Rosso per Gabi De Souza a 1:23 dalla fine. Rosso per Gabi De Souza. E allora sarà calcio di rigore per la Roma. Tampa la battuta per provare a chiuderla. Richiamata la posizione di Borges. Parte Tampa sul fondo. Spreca un calcio di rigore la Roma. È ancora in piedi la kick-off. Però chiaramente adesso gioca in 4 dopo l'espulsione di Gabi De Souza. Deve rientrare Borges. Pallone buono per Tampa. Tampa sterza. Tampa sul muro di Pepe. Bovo non passa. Rimessa per la kick-off. Ultimo minuto che sta per iniziare. La Roma è sotto di 2 gol. Adesso è avanti 3-2. Ha sprecato qualche secondo fa un calcio di rigore con Tampa. E adesso chiamato il time out in questo finale da Gagliardo. Avanti la Roma 3-2. Con questo risultato chiaramente la kick-off saluta la possibilità di accedere ai playoff nella post-season, nonostante il Cagliari stia pareggiando in questo momento con l'Audace Verona. Manca il successo della kick-off per riaprire il discorso. La kick-off in questo momento resta ferma a 19. Il Cagliari invece a 23 più 4. Nell'ultima giornata non si può colmare. La Roma invece sta salendo a quota 55. Il proprio cammino con un robusto secondo posto. ...61 secondi alla fine. La Roma riparte. Ceccobelli lascia il possesso. Vanelli rimasta larga. Tampa.
Ceccobelli, imbucata, riuscita, Vanelli, anticipata da Bovo. Adesso 41 secondi alla fine. Alla buona per Vanelli. Vanelli sterza, Vanelli calcia. Pratico dentro, Pratico finta, sposta per Tampa. Rilancio di Pepe in avanti. Borges rimasta libera. Borges prova a sterzare. 14 secondi alla fine. Tampa ricattura il possesso. Ceccobelli va larga. Vanelli dal limite. Vanelli scarico. Ceccobelli dentro. E Pratico non arriva sul pallone del 4-2. Lungo, Borges, l'anticipo di Tampa. Ultimi 2 secondi, Manieri la battuta, ultimo pallone della gara. Manieri calcia in area, deviazione ancora Manieri. La sirena che decreta alla fine. La Roma vince e rimonta 3-2. Sorriso amaro alla fine per la kick-off nell'ultima qui a San Donato. Era avanti di 2 gol, alla fine perde una gara ben giocata in cui ha provato a conquistare punti, ma alla fine esce con la certezza che quest'anno non giocherà i playoff. Con le immagini che vi giungono da San Donato noi vi salutiamo, buona serata e grazie. Da Marco Pagano.